signora qui è eccezionale. Gentile, disponibile, simpatica e ben voluta dai residenti di via Leopardi a Spinea. È questo il ritratto di Vera Mirtai, 37 anni, albanese, uccisa domenica sera nella sua villetta insieme al compagno Flonino Mercuri, un connazionale 24enne. Un omicidio, anzi un duplice omicidio brutale, un'aggressione che non ha lasciato scampo alle vittime, trovate una al primo piano e una in garage, nell'estremo tentativo di sfuggire ai colpi mortali. È la figlia quindicenne a dare l'allarme, ha parlato con la madre poco prima, ma dal pomeriggio, dopo essere uscita con gli amici, non riesce più a mettersi in contatto con lei e così va in via Leopardi, apre la porta del garage e fa la prima tragica scoperta. Il corpo di Mercuri è lì, per terra. Sotto shock lancia l'allarme alle forze dell'ordine, arrivano i carabinieri che fanno la seconda drammatica scoperta e trovano il corpo di Vera al primo piano. La dinamica è ancora da definire, ma entrambi sarebbero stati colpiti con un coltello, forse preso in cucina o forse portato da fuori dall'assassino. Il giovane avrebbe anche tentato di fuggire in garage, appunto. Vado a letto a mezzanotte e vengo fuori a vedere se il cancello è chiuso e ho visto tutti i carabinieri e tutte le ambulanze e quindi cosa è successo qua. Le ore successive sono frenetiche. Quando gli investigatori capiscono che non è un omicidio ma un duplice omicidio, mettono insieme i tasselli e iniziano a cercare Viron Karabollai, il marito che da un paio d'anni non vive più nella villetta di via Leopardi, anche lui albanese. Poi al mattino la tragica scoperta: il 41enne si è tolto la vita in un capannone di via Oriago, a pochi chilometri dalla casa, teatro della tragedia. Adesso gli inquirenti ricostruiranno il passato delle vittime, cercando di dare una spiegazione e un movente al duplice omicidio, che segue di poco quello di fine settembre, quando un 35enne romeno aveva ucciso a coltellate, sempre a Spinea, la compagna Lilia nel salotto del loro appartamento.